ho visto tutta la macchina smembrata, diciamo, smontata. La macchina mi serve con il cambio automatico e ha gli ausili, ha un'inversione di pedale, quindi ho l'acceleratore sulla sinistra ed è una cosa che va fatta sulla macchina. Ecco cosa resta dell'auto di Gloria Lorenzetti, spogliata di navigatore, radio e anche del cambio. Amara la sorpresa per l'atleta paralimpica nazionale di tiro con l'arco e scherma, che utilizza l'auto nella vita quotidiana, ma anche per i suoi allenamenti. L'aveva lasciata in strada, come sempre l'atleta. L'auto è ribassata e non entra in garage. Mai avrebbe pensato di ritrovarsela così. Una sorte è toccata anche ad altri veicoli a Perarolo di Vigonza, finiti nel mirino dell'ennesima banda specializzata nel furto di pezzi di ricambi. Il primo preventivo per la riparazione piuttosto pesante, da qui l'avvio di una raccolta fondi organizzata dalla famiglia di Gloria e sostenuta anche dal sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro. Oggi la comunità di Vigonza è rimasta sconvolta dal fatto che sia stata colpita, ed è ancora più grave, una persona che con quell'auto riesce ad avere una vita dignitosa e normale, e nonostante le sue difficoltà. Quindi, partita la raccolta fondi, io ho aderito anche personalmente. La raccolta fondi è stata aperta sulla piattaforma GoFundMe. Grande l'affetto dimostrato in queste ore attorno a Gloria Lorenzetti, che fa parte del gruppo Obiettivo 3 di Alex Zanardi. Molti si sono offerti di aiutarla negli spostamenti, del resto Gloria si allena 5 giorni a settimana e anche lunedì stava per andare in campo. La grinta non le manca per fortuna e Gloria Lorenzetti già pensa ai prossimi impegni sportivi. A luglio ho i campionati italiani para che si terranno a Rovereto, quindi diciamo il mio obiettivo è quello.